Dopo due servizi nel nostro telegiornale, uno dell'estate 2017 e uno di lunedì scorso, la più volte richiesta riparazione del marciapiede di via Volturno nel tratto dietro la fermata del bus all'incrocio con via Palestro è andata in onda in diretta durante tutto mattino. Il vice sindaco Michalizzi, chiamato da Telenord Est sul posto dopo le segnalazioni di alcuni residenti, ha disposto che il cantiere mobile del comune di Padova facesse tappa proprio in zona. Intanto io ringrazio Telenord Est e anche tutto lo staff per la segnalazione. È la testimonianza di come cerchiamo sempre sistemi che è 2 anni questo camioncino che gira, ce ne sono 4 in giro per la città, quindi un sistema che stiamo collaudando da molto tempo e ci consente di fare interventi puntuali e rapidi. Fatalità questa volta ci è proprio passato vicino e quindi l'abbiamo anche fermato. Costa molto questo servizio moltiplicato per 4? E con 4 siamo a 800.000 euro l'anno di investimento, ma guardate che una normale manutenzione delle strade cittadine, quello che normalmente serve per un anno è di circa 8 milioni, quindi insomma sistemare e manutentare le strade costa molto, però insomma è una spesa che va fatta, ecco, quindi diciamo è un carico importante ma un carico necessario. Gli operai hanno riparato velocemente e in diretta TV la rottura del pavimento del marciapiede dietro la fermata dei bus 9 e 6 e una parte delle crepe dell'asfalto del marciapiede. Se volete segnalare alla nostra redazione qualche intervento urgente, potete farlo anche con una mail a padova@telenordest.tv, fornendo anche un vostro numero di telefono.